Sportivi siciliani, ben trovati con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni mercoledì siamo in diretta a partire dalle 15:20 sul canale 15 del Digitale Terrestre e poi in replica nella serata sempre del mercoledì su TVM Palermo e anche su Sesta Rete, canale 81 da Catania. Oggi una puntata particolarmente ricca perché continueremo a parlare di questo campionato di Serie D, ma affronteremo anche l'ingarbugliata situazione che si sta presentando nei due gironi del campionato di eccellenza. Vedremo come andrà a finire perché questi due gironi ci stanno regalando veramente tantissime emozioni. Ospite della puntata odierna, mister Paolo Calafiore. Che cosa è successo? Hai preferito mollare praticamente all'inizio campionato? No, è stata una decisione mia presa da me perché vedevo che c'era un po' di scollamento tra me e la squadra e quindi ho preferito andare via. Ma sei rimasto fermo però da poi alla vincitore. fine. Sì, ma preferisco stare fermo. Saranno arrivate delle richieste però, dai. Sì, sono arrivate, però credo che le ho valutate e penso di aspettare ancora l'occasione giusta. Quindi guardi tanto calcio in questo periodo? Sì, tanto calcio e così almeno ci riposiamo e allo stesso tempo studiamo. Tra l'altro, insomma, anche dopo la bella esperienza con la Parmonval, col Carini. Sì, esperienze positive da tutte le parti. Devo dire, dove sono andato ho fatto sempre una buona figura. Però non è questo molte volte che ti portano le richieste. Sai bene che nel calcio ci vogliono tante altre cose per essere richiesto. Speriamo che ci sia una società seria che ancora possa interessare il mio lavoro. Stai seguendo più la Serie D oppure i due gironi soprattutto del campionato di eccellenza? Ma seguo in generale tutto. Sì. Certamente do un'attenzione un po' di più sull'eccellenza, che diciamo, le squadre che conosco abbastanza bene. E anche la promozione do un'occhiata tanto per vedere le mie ex squadre cosa fanno. Giustamente, beh, in questo caso in promozione il Regina Mundi si sta comportando discretamente bene, è terzo in classifica nel suo girone. Sì, sta andando bene, spero che possa fare ancora il salto di categoria e possa arrivare all'obiettivo che avevano all'inizio dell'anno. È chiaro che quando parliamo di salto di categoria ci dobbiamo soffermare sul fatto che spesso e volentieri poi molte società non sono pronte, dopo aver vinto la stagione, ad affrontare magari una categoria superiore. Sì, questo sai bene che ogni passo di categoria non è da poco, sia sulla qualità tecnica, sì, che anche sotto l'aspetto chiaramente economico che cambia. Dirigenziale, perché poi bisogna chiaramente i dirigenti devono essere pronti ad un salto anche di professionalità ancora più importante, perché le trasferte diventano più lunghe, l'organizzazione è sicuramente diversa. I budget sono altri. I budget sono sicuramente più alti. Senti, in Serie D stai seguendo questa stagione ingarbugliata del girone I, che poi tanto ingarbugliata non direi, perché questo Siracusa giustamente sta volando dalla prima giornata al primo posto, ma tutte le altre, soprattutto Regina e San Biase, non mollano. Ma io dico che è ancora un campionato aperto, anche se dico il Siracusa ha fatto chiaramente quei suoi 3 punti, credo abbia di vantaggio. Sì, 3 punti. 3 punti di vantaggio. È una cosa importante, però io credo che basta mollare per una partita e la concentrazione va via, allora le altre subito sicuramente faranno. E soprattutto nel caso di Reggio Calabria aspettano con ansia il big match. Il big match, e quindi io dico che una partita poi fa vincere o perdere un campionato. Assolutamente. Abbiamo comunque tutti gli ingredienti per una puntata scoppiettante, pertanto apriamo ufficialmente la nostra trasmissione e lo facciamo con il campionato nazionale dilettanti. Domenica si è giocata la terza giornata di ritorno, eccola qua la schermata con i risultati. Castrum Favara batte Acragas 1-0, Città di Aciriale batte Ragusa Calcio 2-1, pareggio tra Enna Calcio e Nuova Igea Virtus, Scafatese batte Licata Calcio 2-0, Paterno Calcio San Cataldese 1-1, Regina 1914 batte Città di Sant'Agata 3-0, pareggio tra San Biase ed FC Pompei, vittoria del Siracusa 4-1 contro la Nissa ed infine la Vibonese che vince in casa 2-0 con
contro il Locri 1909. Lo abbiamo già detto, abbiamo la conferma del Siracusa al primo posto con 45 punti, con 42 Regina 1914 e Sambiase, 40 punti Scafatese, con 36 Vibonese Calcio. 28 punti per il Paternò con 27 Castrum Favara e Nis FC, 24 Enna Calcio e Nuovi Gea Virtus con 21 FC Pompei, Locri 1909 e Città di Aciriale con 20 punti Ragusa Calcio e San Cadaldese, e poi chiudono il Licata con 18 punti, 16 punti Città di Sant'Agata e l'Acragas con 14 punti. Si ritornerà chiaramente in campo domenica prossima, sarà la quarta giornata di ritorno, domenica 26 di gennaio, Castrum Favara Licata Calcio, Città di Sant'Agata Siracusa Calcio, FC Pompei Vibonese Calcio, Locri 1909 Paterno Calcio, Nis FC Sambiase, Nuovi Gea Virtus Città di Aciriale, Ragusa Calcio Regina 1914 ed infine San Cadaldese Acragas e Scafatese Enna Calcio. Direi di aprire subito questa parentesi dedicata al campionato nazionale dilettanti e dobbiamo subito parlare di uno scontro che purtroppo è andato male per l'Acragas, ma è andato molto bene per la Castrum Favara. Come vedi la situazione di Agrigento? Sicuramente non è una bellissima situazione. Io credo che anche questa sconfitta con il Favara ha pesato tanto, perché credo che questa era una delle partite che poteva dare... C'è stata tra l'altro una settimana travagliata di una cordata che è arrivata, che poi è andata via. Poi è andata via, quindi chiaramente anche all'interno della società sicuramente non c'era un'aria buona. Io credo che questa partita per loro era importante per dare quel quit anche sotto l'aspetto dell'autostima della squadra, per poter avere ancora quella voglia di voler risalire la china. Diciamo che nulla è perduto, però assolutamente no, però a fare punti soprattutto in casa. Esatto, e quando già non cominci a fare punti in casa diventa difficile poter recuperarli anche fuori casa. Chiaro. Positivo invece il campionato sin qui disputato dal Castrum Favara. Devo dire che Infantino ha dimostrato di avere carattere e la sua squadra ha questa determinazione. Stiamo parlando di un allenatore che questa categoria la conosce più che bene, quindi è chiaro che secondo me farà un campionato di lì, metà classifica, per cercare di stare tranquillo, nella speranza magari che il prossimo anno, perché so che la società è una società che vuole tentare il grande salto, quindi magari quest'anno è stato un anno di guardare un po' la categoria, guardare un po' intorno quello che ci può essere anche di giocatori che possono essere interessanti. Credo che sia comunque fondamentale continuare il percorso tecnico, spesso e volentieri però l'allenatore poi è il primo a pagare appena le cose non vanno bene. Questa è la nostra è vero, categoria. Purtroppo nei momenti in cui le cose non vanno bene è più facile pagare. Però devo dire che nelle mie esperienze molte volte ho trovato una società forte che riesce a superare anche questa scelta difficile e avere fiducia nell'allenatore. Io da giocatore non mi posso scordare quando il primo anno Zeman a Licata ha avuto grossissimi problemi, addirittura gli avevano caricato pure la macchina che non voleva. La società è stata forte nel crederci e sappiamo benissimo cosa è successo. E l'anno successivo abbiamo vinto il campionato di C2. È vero. Volto pagina perché voglio parlare anche dell'Enna, che a sua volta, devo dire, ha dimostrato, seppur da neopromossa, di avere le idee ben chiare. Scorsa settimana abbiamo avuto proprio il presidente. Per loro è importante in questo momento centralizzare un progetto di stabilità. Stiamo parlando anche qui di una piazza che diciamo, anch'io ho giocato a Enna per un anno, quindi so esattamente che è una squadra, è una società di grandi valori. Quindi, tra parentesi, i presidenti so che sono persone veramente serie, persone che sanno e organizzano abbastanza bene. Hanno organizzato anche questa casa Enna, che è un punto di vogliono effettivamente fare anche loro il salto di categoria. È chiaro che, come ha detto bene, bisogna passare degli anni per cercare, per capire bene qual è il momento, perché sennò faresti delle spese inaudite per poi ritrovarti magari l'anno dopo in grandissime difficoltà, rischiando addirittura poi anche di retrocedere. Guardiamoci il servizio, pareggio 2-2 contro la Nuova Gea Virtus.
Penso che sicuramente la squadra, proprio in virtù di quello che è accaduto domenica scorsa, non era semplice, perché si è ritrovata a giocare con la Scafaterese ad avere solo ed esclusivamente degli elogi. Dopo una sconfitta, senza, ripeto, fare una prestazione di carattere, ma una sconfitta, si è ritrovata ad avere solo ed esclusivamente degli attacchi, tra virgolette, mediatici. Quindi non era semplice anche iniziare una partita contro una squadra che nelle ultime 8-9 partite ha fatto quasi sempre risultato, una squadra che sa difendersi e sa ripartire nelle transizioni. Sapevamo quale squadra andassimo ad incontrare, ma la squadra è stata brava a crederci fino al 50°. Sicuramente l'approccio, anzi secondo me l'approccio è stato positivo, perché nei primi 10-15 minuti siamo stati sempre nella loro metà campo, poi dopo loro hanno cercato un pochettino di prendere campo e hanno fatto qualche ripartenza. Sono subentrati in una situazione abbastanza critica. In più sono andati via, penso, una decina di giocatori, da quando sono arrivato io 10-12 giocatori, e sono arrivati altri giocatori, quindi ho dovuto abbiamo insieme al mio staff, e ribadisco sempre, persone tutte qualificate e che mi danno un grande sostegno e un grande supporto, perché sono forti. Abbiamo dovuto lavorare su giocatori in uscita e giocatori in entrata, quindi fare delle situazioni lavorative abbastanza, in una situazione dove c'era, come diceva lei, un po' di depressione. Non è semplice. La squadra, grazie ai nuovi innessi, a giocatori di esperienza come Petta, Mogulu e tanti altri che sono arrivati dopo, lo stesso Riccardo e quant'altro, siamo riusciti piano piano, ma non abbiamo fatto ancora nulla, cioè non è stato fatto assolutamente nulla. Questo campionato, queste partite sono partite sporche, l'abbiamo detto anche altre volte, dove spesso si gioca poco a calcio, perché sono partite dove i punti pesano. Oggi era uno scontro diretto, noi eravamo a 18 e loro a 20 punti. Vincendo questa partita noi li abbiamo scavalcati. Giustamente la squadra che viene in casa tua cerca di non subire gol e di portarsi a casa almeno il pareggio per mantenere le distanze, quindi non sono partite semplici, e sfido chiunque, qualsiasi squadra che è da primato, che giochi a calcio. Le squadre che vogliono fare punti difficilmente, e questo non è il mio credo, ma purtroppo adesso serve smuovere e fare punti, perdonami. Però invece andrei a premiare chi al 50°, dopo aver subito gol al 90°, un calcio di rigore, sfido qualunque squadra che non vada a picco. Invece la mia squadra comunque ci ha creduto e ha fatto gol nei minuti finali. C'è stato un piccolo cambio di scaletta, chiedo scusa anche alla regia, abbiamo visto la partita che avremmo dovuto vedere dopo, ovvero il Città di Aciriale che vince uno scontro diretto contro il Ragusa. Allora parliamo proprio di questo Aciriale, poi vedremo appunto l'Enna. Aciriale che è stato rianimato con tutto il gruppo nuovi acquisti, Chianese devo dire sta facendo un ottimo lavoro allora. Devo dire l'allenatore, con tutti gli arrivi che ci sono stati e le uscite che ci Tra sono l'altro state, deve ambientarli, amalgamare. è riuscito a raggiungere obiettivi che non è facile raggiungere. Ha detto bene nell'intervista, in questo momento non va a guardare il gioco, ma sicuramente va a guardare i punti da fare, quindi è chiaro che sta cercando, secondo me, in questo momento di fare gruppo, di cercare di trovare Sin qui l'obiettivo è stato raggiunto. Sì, il fatto di aver raggiunto già l'obiettivo del gruppo già è una cosa fondamentale. Poi, assolutamente. Piano piano verranno anche i punti. Tra l'altro una vittoria fondamentale proprio contro una diretta concorrente per la salvezza, ovvero il Ragusa. Facciamo un passo indietro e ci guardiamo il pareggio tra Enna e la nuova Egea Virtus, 2-2 il risultato finale. Uno scontro diretto di metà classifica nel girone I di Serie D allo Stadio Generale Gaeta di Enna si gioca la 20ª giornata di campionato tra i padroni di casa e l'Egea Virtus. Dirige l'incontro il signor Alessandro Angelo della sezione di Marsala, coadiuvato dagli assistenti Pietro Benedetti, Gianluca Innocenzi, entrambi della sezione di Foligno. Grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Giuseppe Capraro scorgiamo i 22 protagonisti di questa sfida fare il loro ingresso in campo completo nero con inserti giallo-verdi per i
padroni di casa. Maglia giallo-rossa, strisce verticali per la nuova Igea Virtus, si stringono la mano due vecchi amici come Calafiore e Cicirello, dopodiché possiamo passare a raccontare il film di questa sfida. Bastano 4 minuti all'Igea per portarsi in vantaggio. Currò recupera la sfera mandando in corsia Pipitone, diagonale respinto da Simeoli. D'Agata si complica però la vita sulla ribattuta, spianando la strada a Trombino per la rete del vantaggio igeano. Non si fa attendere però la risposta ennese 4 minuti più tardi sul cross parabolico di Oreto dal binario destro, uscita imprecisa di Belmonte, ne approfitta Peri per siglare il gol dell'ex e dell'1-1 giallo-verde. Seconda volta consecutivo che la nuova Igea Virtus subisce la rete dell'ex. Gara che vive di fiammate al 23esimo, cross profondo di Cannatella che pesca in area Trombino, il quale si esibisce in una rovesciata da beach soccer. Simeoli ci mette una pezza, ma sulla ribattuta Currò è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Merita, e come il nostro replay, il gesto atletico dell'attaccante calabrese. Simeoli fa quel che può, Currò sigla invece la sua quarta rete in campionato. Corre immediatamente ai ripari mister Pagana, che alla mezz'ora getta la mischia Cristiano e Battista per Rotella e Barile, padroni di casa che battono un colpo un minuto più tardi con Cicirello, che dopo aver vinto un duello aereo prova a battere a rete dal limite. Non cambia lo spartito nella ripresa, ancora con un lancio lungo alla ricerca di Giorgio Cicirello che arpiona il pallone, cicca però poi il tiro con il mancino. Primo cambio anche per mister Pagliarini dentro Imo in luogo di Currò al 61esimo, seconda volta consecutiva da ex Perdipiedi, che dopo aver segnato proprio alla nuova Igea settimana scorsa fa il suo esordio con la maglia giallorossa. Staffetta in attacco invece per la nuova Igea Virtus con Tandara che rileva Trombino. Al 75esimo arriva però il pari ennese Caparbio, Timmoneri a mantenere in campo la sfera facilitando la discesa di Calombola, pennellata sul secondo palo per Cristiano che spinge in rete il pallone del 2-2. Doppio cambio per la nuova Igea che si gioca le carte Maggio e Ferrigno in luogo di Cannatella e Ferrante. Ad andare vicino al gol però è ancora Lenna con il bolide di Calombola dal limite, prontamente disinnescato da Belmonte. Nel finale leggerezza di Conate che prima perde tempo facendosi ammonire al direttore di gara per poi eccedere nelle proteste, lasciando la nuova Igea Virtus in inferiorità numerica. Per fortuna degli igeani non c'è più tempo e termina così al generale Gaeta di Enna, né vincitori 2-2, un punto per parte e squadre che salgono a quota 24 punti in classifica. L'Enna renderà visita a Scafati nel prossimo turno, sarà ancora un derby siciliano per la nuova Igea Virtus che ospiterà la Cireale. Un saluto amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. E parliamo adesso del Licata. Ti pungo in questa situazione perché sì. c'è un po' il tuo cuore al Licata, no? Sì, un cuore della mia gioventù. Della diciamo, tua gioventù. Un Licata che insomma è stato un po' messo alle corde da alcune scelte forse troppo avventate, l'allontanamento di Romano, l'arrivo di Coppa che è andato malissimo, il ritorno di Romano. E adesso cosa succede? Ci può anche stare questa sconfitta contro la Scafatese, credo, no? Sì, chiaramente la Scafatese è una squadra che ambisce a vincere anche loro il campionato, quindi fare punti con queste squadre diventa un po' difficile. Non passa dalla partita contro la Scafatese la salvezza del Licata? Assolutamente no, io so che Peppe è un buon motivatore, uno che ci sta abbastanza con la testa su queste cose, sì. E io credo che sarà lui il fautore di questa salvezza di questo Quindi Licata. sei molto ottimista sulla possibile salvezza di questo Licata, sapendo tra l'altro che questo è un girone con troppe siciliane, quindi qualcuno pagherà. Col cuore sì, nel senso che vorrei che il Licata si salvasse, però dico, poi saranno chiaramente i risultati che faranno la differenza. Io ho molto ottimismo sul discorso che Peppe sicuramente non lascerà nessuna virgola e cercherà in tutte le maniere di trovare la strada giusta. E questo è certamente un buon punto di partenza per cercare giustamente di salvare questa stagione che forse è nata male, ma che ancora c'ha possibilità di essere recuperata. Sì, sicuramente sì. Bene, adesso parliamo invece del Paternò, perché Paternò e San Cataldese si sono divisi la posta. Il Paternò
credo che abbia la sua dimensione nella metà classifica. Sì, credo che il Paternò viaggi su quella situazione, sta bene, credo anche a loro, essendo neopromosse. Certo. E la San Cataldese è lì che deve stare a cercare di fare Ma ha qualche punto. l'esperienza giusta per salvarsi, credo, perché è una società ed un ambiente che sa che ogni anno deve Ogni anno soffrire. è lì che va a soffrire sempre e poi alla fine ce la fa sempre. Quindi è mentalizzata. Quindi, sì, dico, noi da siciliani ci auguriamo che Chiaro, anche loro, chiaro. anche se questo girone è tanto ricco di squadre siciliane quest'anno, qualcuno purtroppo dovrà pagarne, qualcuno pagherà le conseguenze. infatti. Guardiamoci gli highlights, il pareggio 1-1 tra Paternò Calcio e San Cataldese. Tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Alla vigilia di questa sfida era questo l'imperativo da seguire per il Paternò dopo la sconfitta contro la Nissa. Inizia bene proprio il Paternò, che dopo un colpo di testa da calcio d'angolo reclama un tocco con un braccio. Il direttore di gara però lascia proseguire. Al 13esimo ecco la prima palla gol per la San Cataldese con un tiro sporcato che finisce sulla traversa della porta difesa da Mileto. La squadra di Mister Pidatella deve attendere solo 2 minuti per poter gioire e passare in vantaggio. Bonilla è bravissimo a sfruttare al meglio la respinta sul primo tiro e a mettere palla dove Mileto non può più arrivare, ma riecco il Paternò. Puglisi, come contro il Pompei, sfiora il gran gol dalla distanza, gol che arriva qualche istante dopo con Viglianisi che sfrutta al meglio l'errore difensivo della San Cataldese con un difensore che non allontana il pallone e lui lo deposita alle spalle di Dolenti. Per il centrocampista rossazzurro si tratta del primo gol in questo campionato. Al 34esimo Suarez calcia in porta, il suo è un suggerimento per Montaperto che non conclude in modo da creare problemi a Mileto. Nella seconda frazione di gioco sono pochissime le emozioni che regalano Paternò e San Cataldese, bisogna aspettare il 22esimo per vedere la prima occasione, il cross insidioso di Tedesco. Mileto è bravo a rifugiarsi in calcio d'angolo, poi la conclusione di Di Francesco al volo, il neoentrato sfiora il gol e a 4 minuti dal 45esimo l'occasione forse più importante dell'intera sfida per il Paternò. Paladini atterra Luis Enrique, protesta allo stadio Falcone Borsellino, ma questa volta il direttore di gara Giorgio Brozzoni della sezione di Bergamo ha visto bene il capitano della San Cataldese, lascia i suoi in 10 uomini, ma dal calcio di punizione Marino non trova gli effetti sperati. Il Paternò insiste nei 5 minuti di recupero, Luis Enrique allarga per D'Alessio che non trova un compagno in area di rigore e al 48esimo cross di Sinatra, non ci arriva Luis Enrique, conclude Marco Greco, ma il suo tentativo è da dimenticare. Nel prossimo turno di campionato rossazzurri in campo in Calabria contro il Locri. Una grande squadra in questo momento in grande crescita, parliamo della Reggina 1914, una Reggina che continua a vincere e accorcia sempre di più secondo me questo gap contro il Siracusa, sei d'accordo? Sì, stiamo parlando di una società che militava vogliosa di ritornare e vuole nel calcio tornare che sicuramente conta. nel calcio che conta e credo che sia l'antagonista più pericolosa per il Siracusa. Anche se però il Sambiase non molla. No, San Biasi, ripeto, è quell'outsider che sta lì ad aspettare magari che qualcuno possa La devi prendere sempre con le pinze. Con le pinze, il fatto stesso che abbia fatto il risultato a Siracusa vale tanto. Quindi devo dire che Siracusa e Reggina secondo me sono le due squadre che si contenderanno col San Biase che sta lì e non si sa cosa potrà fare. Non stiamo parlando della Scafatese però, forse un po' troppo attardata. Ma la Scafatese devo dire che ha speso tanto per cercare di vincere il campionato, secondo me ha perso tanti punti all'inizio, sì, è vero. E poi non ci si aspetta, recuperarli e poi diventa difficile. Con delle squadre come Reggina e Siracusa che vanno a 1000 non è facile. Non è facile, recuperare non è facile. punti. Sentiamo le dichiarazioni dell'allenatore proprio della Reggina che vince una partita
diciamo abbastanza facilmente, 3-0 contro il Città di Sant'Agata. Io vorrei sottolineare una cosa, questa non era una partita come le altre. No, sempre al netto degli avversari. No, non era una partita come le altre per motivi diversi. Ci sono alcune regole non scritte che valgono all'interno del rettangolo negli spogliatoi, non era facile dimenticare quello che è successo all'andata, quindi c'era grandissimo nervosismo e abbiamo fatto di tutto per tenere la squadra calma, serena, e devo fare i complimenti ai ragazzi per non aver preso espulsioni sciocche di nervosismo, non aver preso ammonizioni. Questa era la cosa che più temevo io, che ho visto i ragazzi in settimana tutti i giorni, e questa era la cosa che mi premeva di più, perché se poi ci fate caso il primo tempo veramente si è giocato pochissimo, perché già dopo un quarto d'ora hanno cominciato a stare a terra a botte di 4-5 minuti, quindi si è addormentata la partita, non abbiamo avuto ritmo e ci siamo anche adattati a questa partita, a questo primo tempo sotto ritmo, ed è quello che non mi è piaciuto. Però ci sono questo tipo di scusante, ci sta anche la terza partita in una settimana, viaggi inclusi, quindi al netto di tutte queste difficoltà non era facile, vi assicuro, quindi sono anche soddisfatto. Nonostante i 3 gol, direi che veramente abbiamo costruito tantissime situazioni e i gol potevano essere più numerosi, e questa è un po' una costante sulla quale dobbiamo lavorare, stiamo lavorando. In effetti è stata anche una settimana non corta, cortissima, perché al di là delle 2 partite poi il venerdì ha colpito anche noi l'allerta meteo, la chiusura delle strutture sportive, quindi è stata una settimana veramente particolare in questo senso. Regina dunque che continua la sua corsa, il suo inseguimento a questo Siracusa che comunque continua a vincere, tra l'altro insomma una partita contro la Nissa che non ha avuto storie, 4-1, che ha permesso appunto alla squadra di consolidare questa vetta. Però prima di parlare del Siracusa una battuta su questa Sambiase, l'abbiamo detto, è una mina vagante, può diventare una mina vagante adesso? Sì, può diventare una mina vagante, anche se qualche risultato, anche quella di domenica col Pompei che pareggia una squadra che vuole salire e deve cercare di non perdere questi punti. Un po' spiazza questo pareggio. Un po' spiazza questa situazione. Può darsi che sia dovuta a una partita, magari è andata valutando che Pompei acqua alla gola, sì, sa benissimo che qualsiasi risultato, pur di non perdere la partita, va bene. Sì, sai bene che in certe partite molte squadre che hanno bisogno di punti magari si mettono là dietro e certo, non fanno giocare, c'è il non gioco e quindi chiaramente per l'avversario diventa difficile poi vincere la partita. Assolutamente. Sentiamo le dichiarazioni del mister della squadra del Sambiase, che attualmente è seconda in classifica. Sì, abbiamo incontrato, come abbiamo detto anche in settimana, una squadra che aveva delle difficoltà, veniva dalla sconfitta casalinga, quindi si è ricompattata e poi è riuscita a trovare il gol nella prima parte del primo tempo, che ha messo, diciamo, nelle migliori condizioni il Pompei per poter fare la partita che avevano cercato, cioè poi dopo si sono abbassati, hanno cercato di ripartire, ma io credo che i ragazzi non possono rimproverare poco e niente. Abbiamo cercato di fare di tutto per riportare già dal primo tempo la partita sul risultato, diciamo, di parità. Oggi anche il terreno di gioco non ha permesso quello che più sappiamo fare con gente come Umbaga, come Zerbo, con tempi di gioco che abbiamo dovuto rallentare, e ha favorito, diciamo, il fatto che loro potessero chiudere tutte le nostre linee di passaggio, le nostre giocate. Ma questo fa parte di un percorso, sono contento, siamo nel momento in cui siamo secondi in classifica, lo vorrei ricordare.
E queste sono delle partite che se non riesci a vincere però sei stato bravo a non perderle, perché si può anche perderle. Gli errori tecnici purtroppo fanno parte del calcio, quindi io credo che oggi abbiamo fatto qualche errore in più di altre occasioni, ma voglio imputare più che altro al fatto che il campo non era, ripeto, nelle migliori condizioni per poter giocare quello che noi sappiamo fare meglio. Sono contento, dobbiamo essere adesso bravi a ripartire negli allenamenti con l'entusiasmo che ci contraddistingue. Non voglio vedere teste abbassate, voglio vedere invece tanta voglia, tanta determinazione per pensare che domenica prossima abbiamo un'altra gara difficile, però sicuramente farà parte di quest'ultima, diciamo, di questa seconda parte del campionato, che sarà difficilissimo per tutti. Sambiase, che tra l'altro proprio domenica torna in Sicilia e giocherà una partita difficile contro la Nissa, quindi secondo me sarà proprio una partita da cartello, perché la Nissa deve rifarsi della sconfitta di Siracusa e loro in un certo senso debbono rifarsi di questo pareggio, certo, un po' inaspettato contro la squadra del Pompei. Abbiamo parlato del Siracusa, battuta su questo Siracusa che nel frattempo, ricordiamo, ha vinto proprio domenica 4-1 contro la Nissa. Che Siracusa è? Ma Siracusa che è una grande società, anche qui devo dire che quest'anno in Serie D abbiamo grossissime società con una certa storia. C'è più livellamento rispetto agli altri sicuramente anni, sì, c'è un livellamento, un campionato molto difficile rispetto agli altri anni. Credo che questo sia, se la regina non dà, diciamo, una spinta finale, credo che sia l'anno finalmente del Siracusa. Speriamo che sia così. Dopo tanti soldi spesi, spero che sia l'anno giusto. Perché poi c'è da pensare che dopo 2 anni di tanti soldi spesi, non so fino a che punto Ricci la prossima stagione può pensare di ricominciare ancora a spendere tanto in un campionato dilettante. Il problema della Serie D è che il campionato è molto costoso, quindi già fare 2 anni con questi grossi sacrifici per un presidente chiaramente diventa, quindi se non si arriva all'obiettivo quest'anno, certamente il prossimo anno non ci saranno, secondo me, le stesse aspettative. Anche io sono di questa idea. E la Nissa invece, che campionato è quello della Nissa? Anche lì hanno iniziato con Terranova, poi è arrivato Campanella, è cambiato un po' tutto, qualche piccolo innesto, una squadra che comunque in casa dice sempre la sua. Allora, stiamo parlando anche qui di una società con un presidente che è abituato a vincere e vuole vincere. È chiaro che ora si sta confrontando con delle realtà dove in eccellenza sicuramente non erano uguali. Certo. Adesso trova grosse società, come abbiamo detto noi, Regina, Siracusa. Dai una lettura perfetta, Paolo, complimenti, è vero. Poi dopo alla fine, cambiando la categoria, cambia la categoria dall'eccellenza alla Serie D. Io dico che per ogni step la situazione tecnica cambia, i tempi di gioco cambiano, i giocatori devono avere una qualità tecnica diversa, quindi io credo avere gli under buoni, perché sono quelli che spesso lui credo che abbia iniziato quest'anno cercando di tenere l'intelaiatura dell'anno scorso e ha capito poi dopo un po' che non era quella la strada giusta. Ha fatto dei cambiamenti, sì, che hanno migliorato sicuramente la situazione, ma secondo me ancora non siamo nella strada giusta. Condivido. Chiudiamo la parentesi del campionato nazionale dilettanti, lo facciamo adesso con questa Vibonese che a sua volta è un po' troppo incerta nella sua situazione, nel suo percorso. Il percorso di giocatori giovani. Io credo che la Vibonese che sia una delle squadre più giovani che c'è nella categoria ed è chiaro che i giovani, come sai bene, non ti danno quella continuità. Troverai dei risultati magari con squadre che tu non ti aspetti che facciano delle prestazioni importanti, con invece qualche partita che magari giochi con una squadra che sta tra metà classifica e bassa classifica, che magari perdi punti importanti. È vero. Comunque Vibonese che
attualmente è al quinto posto, quindi anche lei potrebbe tentare. 5 punti sono tanti però. No, ma io dalla sono di vetta. una squadra che gioca bene. Sì, È una squadra detta da tutti che è una squadra che vuole imporre il proprio gioco, vuole giocare bene, però è chiaro che magari il giovane ti fa magari quella stupidata che poi magari perdi la partita o chiaramente non ti dà quelle sicurezze Sì. di quel giocatore che quando una squadra vuole vincere, come ha detto bene Chianese, nel momento in cui una squadra vuole vincere deve lasciare perdere molte volte il gioco e deve cercare pensare più ai punti. ai punti. Voglio fare anche una correzione, non sono 5 punti di distacco, ma ben 9 i Appunto, punti. Quindi effettivamente la Vibonese sembrerebbe in questo momento tagliata fuori certamente dal discorso primo posto e chiaramente ben posizionati invece per quanto riguarda la griglia playoff, che contano veramente poco. Sono sì. soldi spesi Sono in spesi trasferte e nulla inutili. più. Bene, ci fermiamo qui, abbiamo chiuso la prima parte della nostra trasmissione, tra poco rientreremo in studio e parleremo insieme al nostro ospite Paolo Calafiore anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci rientrati, siete con Penalty, seconda parte della nostra trasmissione. Adesso parliamo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Lo facciamo subito con il girone A. Terza giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati delle partite che si sono svolte domenica. Città di Gela batte Don Carlo Misilmeri 2-1, Città di San Vitolo Capo Accademia Trapani 1-1, Folgore Castelvetrano Super Giovane Castelbuono 1-1, Castellammare batte Lascari Cefalù 1-0, Parmonval batte Marsala 1912 3-0, vittoria fuori casa per l'Athletic Club Palermo contro l'Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-0 il risultato finale, Partinica Audace batte Casteldaccia 4-0 ed infine Unitas Sciacca che vince in casa contro il San Giorgio Piana per 2-1. Al primo posto continua la bagarre tra Athletic Club Palermo e il Città di Gela, la squadra palermitana in testa con 44 punti, mentre invece la squadra di Gaspare Cacciola al secondo posto con 42, 35 punti Unitas Sciacca, con 29 Don Carlo Misilmeri, 28 punti San Giorgio Piana, 26 punti Castellammare Parmonval, 25 Marsala 1912, con 21 punti Folgore Castelvetrano ed Accademia Trapani, 20 punti Partinica Audace, con 18 Super Giovane Castelbuono, 17 punti Città di San Vitolo Capo, San Ciro e San Giorgio, con 16 punti il Casteldaccia, chiude la classifica il Lascari Cefalù con 6 punti. Allora, un girone che sembrerebbe un discorso a 2. Dimmi la tua su questo scontro Athletic Club Palermo e soprattutto questo Città di Gela che continua a vincere domenica dopo domenica. Sì, credo che ormai sia questa partita che ci si aspetta adesso di scontro diretto nel campionato tra Gela
Dovrebbe essere a marzo, se ricordo bene, quindi ancora si c'è un giocherà po' di tempo. si giocherà a Palermo, e sì. quindi credo che questa sia la partita che secondo me deciderà poi alla fine chi delle due, diciamo, salirà in Serie D. Beh, vedremo come andrà a finire. Per intanto ci guardiamo gli highlights e le interviste anche ai due allenatori. La partita è finita 2-1 a favore del Città di Gela. Loro erano partite anche forti, hanno trovato il gol, abbiamo rischiato anche di prendere il secondo, però poi abbiamo cominciato un po' a trovare le misure e abbiamo pareggiato. Poi nel secondo tempo diciamo che loro un po' si erano un po' disuniti, forse non si aspettavano una nostra reazione, però è una squadra che non molla, come è la mia che non molla, e vincerla tu la può perdere quell'altro. Loro sono stati anche più fortunati nell'ultimo giro di lancette perché avevo un mio giocatore che era rimasto fuori, una palla contesa che poi non so perché è un po' riniziato da quella parte lì, però ripeto non è che ci dobbiamo attaccare a tutto questo perché io ero più felice se facevo il risultato, soprattutto per questi ragazzi che lavorano sempre dando il massimo già in settimana e oggi era un po' un premio a tutto quello che stavano facendo nell'arco di queste 15 più 3, 18 giornate. Però non è andata bene, però mi tengo una grande prestazione e penso che chi sia venuto al Vincenzo Presti non abbia visto una partita di eccellenza, ma credo anche di qualcosa di più. All'unica occasione gol loro, diciamo, su un calcio da fermo hanno raggiunto il pari allo scadere del primo tempo. Sicuramente a livello psicologico è pesato, però i ragazzi devo in modo particolare elogiarli perché fino alla fine non hanno perso la testa, hanno tentato in tutti i modi di agguantare il 2-1, ci siamo riusciti alla fine, questo è un grandissimo segnale di grandissima personalità, perciò è un segnale che ci deve dare ancora più entusiasmo e già da domani, perché domani siamo qui al campo, perché giochiamo sabato, dobbiamo iniziare a preparare la prossima partita, sicuramente ci godiamo questa vittoria, ma non faremo in tempo che già da domani penseremo alla prossima. Questa è la sesta vittoria consecutiva rispetto al girone d'andata, siamo a più 3 perché lì avevamo perso, cioè, sicuramente un Gela diverso, un Gela che per atteggiamento, per qualità, per voglia è un Gela che esce sicuramente dal mercato più rinforzato. Normale che come hai detto tu non era facile perché subire quell'1-1 sicuramente è stata una mazzata nella testa dei ragazzi. Sono andato a fine primo tempo, li ho tranquillizzati perché li vedevo, ci ho detto che la partita l'avremmo vinta. Chiaramente il risultato di 1-1 lo dovevamo in ogni modo metabolizzare, non pensarci più e andare al secondo tempo con lo stesso atteggiamento. I ragazzi lo hanno fatto e io penso che la vittoria è strameritata, anche se si è giunta negli ultimi minuti della partita. Città di Gela dunque che vince una partita difficilissima contro la Don Carlo Misilmeri del tuo caro amico Tommaso Napoli, squadra che comunque gioca, non molla mai un centimetro. È un po' la caratteristica anche delle squadre di Tommaso, no? Tommaso è uno di quegli allenatori che vuole fare giocare la squadra, uno che crede ai giovani, quindi credo che il risultato che all'ultimo minuto che abbiano vinto il Gela sicuramente Tommaso non l'avrà vissuta abbastanza assolutamente bene. Attenzione perché ogni partita veramente diventa sempre molto difficile, soprattutto per quelle squadre che devono vincere e fare punti per la classifica. L'Oratorio San Ciro e San Giorgio per esempio ha tenuto a bada questo Athletic Club Palermo per parecchi minuti, poi alla fine forse il tasso tecnico viene fuori, arriva quel golletto e ti fa vincere la partita. Quindi ben venga soprattutto nei confronti di un Athletic che non può assolutamente perdere punti in questo momento della stagione. Sì, basta un passo falso da una delle due e chiaramente l'altra, se prende qualche punto di vantaggio, poi andarla a recuperare, ripeto, non è semplice.
fortuna è stata anche qua di aver vinto la partita, non è la prima volta che l'Atletic Sì, vince è vero, agli più di ultimi una volta, minuti più e di una vince. volta è successo. Questo sta a significare che la squadra è sul pezzo fino al 90esimo È anche ripeto, un po' la caratteristica di Filippo Raciti, che sì, li tiene sotto pressione sempre. Raciti cerca prima di tutto di non prendere gol, Sì, che è la vero, cosa è più un po' importante, difensivista. e di andare lì e essere sempre lì pronto per poter cominciare a fare il gol che gli porta poi alla vittoria. Insomma. Vero, è anche vero che c'è i giocatori giusti per risolvere la partita con un episodio anche, no? Quando c'è i giocatori che hanno le qualità tecniche da risolvere il problema con una punizione, Certo. o un calcio d'angolo dove c'hai dei saltatori che sono bravi a saltare, Lì ti cambia tutto. lì cambia tutto, È vero, è assolutamente. vero. Vedremo come andrà a finire, vedremo soprattutto quando arriverà questo scontro diretto, le distanze tra Athletic Club Palermo e Città di Gela. Voltiamo pagina e adesso parliamo del girone B. Real Siracusa Belvedere batte Città di Misterbianco 4-1, Città di Avola 2020 batte Leonzio 1909 2-1, pareggio tra Leonfortese e Mazzarone Calcio, vittoria del Milazzo 1-0 contro il Rosmarino, vittoria anche del Modica 3-1 contro la Ionica FC, vince anche la Nebros contro l'Imesi Atletico Catania per 3-2 ed infine il Vittoria che vince in casa del Palazzolo per 2-1. Questa è la classifica, conferma del Milazzo al primo posto con 41 punti, 39 Modica Calcio con 36 vittorie, 34 Città di Avola 2020 con 32 Nebros, 27 punti Imesi Atletico Catania, 24 Ionica FC con 23 Palazzolo e Gioiosa, con 21 Leonfortese, con 20 Leonzio 1909, 17 punti Rosmarino, con 14 Città di Aci Sant'Antonio, 13 punti per il Mazzarone Calcio ed il Real Siracusa Belvedere, ultimo in classifica il Città di Misterbianco con 6 punti. Allora, partiamo da questo Milazzo che a sorpresa, perché veramente è una sorpresa, tra l'altro confermata anche dai risultati che continuano ad arrivare, in questo girone devono tutti fare i conti con la squadra di Bognanni. Io conosco Bognani abbastanza bene perché siamo stati, diciamo, avversari quando io allenavo la Parma e lui allenava il Geraci, insomma. Sì. Conosco l'allenatore e conosco che è uno di quelli lì che sul lavoro basa quasi sempre tutto l'anno, si mette lì, anche lui non lascia passare una virgola, è uno che molto sta sul pezzo. Moderno, diciamo sì, pure, tra parentesi so che adesso ha preso anche il patentino di UEFA, quindi credo che anche lì vuol dire che lui vuole continuare, ha degli obiettivi anche personali abbastanza importanti. Sì. Io credo che il Milazzo anche lì è una squadra giovane che sta facendo bene, devo dire che ha fatto tanti risultati sempre sull'1-0, quindi vuol dire che soffre ma allo stesso tempo crede nel risultato fino all'ultimo minuto. Le altre squadre hanno speso tanto. Perché in questo girone non è soltanto il Modica, poi c'è anche Modica, c'è Vittoria, c'è Città di Avola che ha perso la Coppa anche. E quindi chiaramente ora magari tenterà ancora di più di cercare di fare qualche... È un po' più ingarbugliato rispetto al girone A. Sì, il girone è un po' più equilibrato, credo che ci sarà lotta fino alla fine. Io credo che qui i valori come dico, tecnici che possono essere importanti come quelli del Milazzo contano fino a un certo punto per certe situazioni finali. Condivido, anche perché il Modica ha un ambiente, una dirigenza e anche un parco giocatori forse probabilmente più pronto per il passaggio di categoria. Guardiamoci a questo punto il servizio proprio della vittoria risicata, ma che comunque poi alla fine è risultata anche meritata del Milazzo, 1-0 per la squadra di Bognanni.
Il Marco Salmeri si conferma catino inespugnabile per le avversarie del Milazzo e così anche Onostica Rosmarino deve arrendersi alla capolista del girone B di eccellenza che grazie al gol del solito La Spada centra la 7ª vittoria su 9 gare giocate in casa, mantenendo l'imbattibilità tra le muramiche e il primato solitario in campionato. Una sfida che si apre dopo 6 minuti con la rovesciata di Ferrera che non centra la porta per questioni di centimetri. La Rosmarino non sta a guardare, al 28esimo Biondo calcia da fuori trovando l'intervento senza affanno di Piccioni, mentre al minuto 34 Genovese pesca in aria Vergara che di testa però manda di un soffio alto. Nella ripresa, dopo un tentativo in apertura degli ospiti con Genovese che entra in aria ma calcia fuori, il Milazzo inizia a spingere andando più volte a centimetri dal vantaggio, prima con La Spada il cui diagonale sfiora il palo alla destra di Sendin, poi con Ferré che dal limite costringe l'estremo della Rosmarino all'intervento in 2 tempi e infine ancora con Ferré che non arriva ad impattare il cross da destra di Franchina. Gara vibrante sul ribaltamento di fronte, Biondo avrebbe la chance per colpire ma il suo destro si perde alto sulla traversa. Sopra la trasversale si spegne al minuto 65 anche l'occasione del Milazzo con Ferré che dal limite non riesce a bucare la porta avversaria. I mamertini però fanno centro al minuto 75 quando il fischietto di Castelfranco Veneto concede loro calcio di rigore per un fallo di mano in aria di Rolla e dal dischetto La Spada non sbaglia facendo così Milazzo 1 Rosmarino 0 e per il bomber rossoblu, come il suo numero di maglia, si tratta della 10ª rete in campionato. Per il Milazzo è la 12ª vittoria complessiva rossoblu che si portano a quota 41 punti, confermandosi in testa al campionato con 2 lunghezze di vantaggio sul Modiche con la migliore difesa, mentre la Rosmarino, che incassa la 3ª sconfitta di fila fuori casa, rimane ferma a 17 in quintultima posizione play-out. Vedremo come andrà a finire perché le prossime settimane ci possono regalare, soprattutto negli scontri diretti incrociati, le posizioni un po' più dettagliate di questa classifica che attualmente vede comunque la squadra di Bognanni al primo posto, onore chiaramente alla squadra milazzese che sta inseguendo un po' un sogno, no? Perché non era preventivata l'idea di vincerlo questo girone. Sì, ripeto, sono delle squadre che tu parti con un certo obiettivo che poteva essere quello magari di arrivare sulle prime posizioni, sulle prime 5 posizioni, invece poi ti ritrovi lì perché le altre non hanno fatto quello che dovevano fare. È vero, fine. Abbiamo chiuso la puntata odierna, voglio ringraziare Paolo Calafiore per questa sua presenza, la sua competenza, la conosciamo, ma soprattutto speriamo di portarti fortuna, perché è un po' la caratteristica di Penalty, portare fortuna agli allenatori senza panchina dopo l'apparizione in trasmissione. Speriamo che certo, però adesso a stagione quasi ultimata, forse speriamo per il prossimo anno, ma a questo punto è che lavorare anche dall'inizio si lavora sicuramente meglio. Ti interessa più un progetto giovane oppure un progetto magari di una squadra che vuole rivalutarsi sulla piazza con una categoria che potrebbe essere quella della promozione, no? Guarda, sai bene che non ho guardato neanche molte volte la categoria, l'anno scorso ho allenato il Regina Mundi che era in prima categoria e ho vinto il campionato. Io credo sempre nei progetti e dalla anche se è un po' inflazionata questa parola. No, ma più che altro sulla professionalità della società, che è quella che ti aiuta a lavorare bene. È quella che ti dà la possibilità di essere sereno sul lavoro. Sì, quindi la struttura per allenarsi, tutto il materiale, l'organizzazione societaria, dirigenziale, quello è quello che importa. Condivido. In bocca al lupo allora. Grazie, a presto. Grazie. Grazie a Paolo Calafiore, il nostro ospite odierno nella puntata di Penalty che si conclude qui. Vi ricordo che come al solito siamo in replica anche sul canale 19 di TVM Palermo a partire dalle 20:30 e poi anche alle 21:30 sul canale 81 di Sesta Rete di Cataria. Noi comunque ci rivedremo domani sempre su TVM Palermo a partire dalle ore 20:30 per il consueto spazio dedicato come al solito al campionato di promozione e al campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.